Settimana scorsa mi chiama il maestro Niccolò Napoli che mi dice: Senti, ma sapevi che dalle tue parti settimana prossima ci sarà Re Enigma? No, cazzarola, non lo sapevo. Ma ci vorresti fare una partita? Ho detto, guarda, sei un grande, se riesci a organizzare tanta roba. Tra l'altro non so come Niccolò sia ammanicato veramente con tutti. Io credo che tramite Niccolò potrei arrivare anche a giocare con carte. Niccolò, che stai ascoltando questo video, sappi che... Va bene, così entro in contatto con Re Enigma, ci organizziamo e ci diamo appuntamento per fare una partita insieme domenica pomeriggio alle 5. Buongiorno amici, domenica mattina, oggi siamo qui che studiamo scacchi perché oggi pomeriggio ho un incontro importantissimo. Giocherò un match contro Re Enigma, il giocatore mascherato di cui nessuno sa l'identità. Quello che si sa che è un giocatore fortissimo, almeno maestro internazionale, grande maestro, ha pareggiato contro Karpov, ha pareggiato contro Kasparov, ha perso contro Carlsen recentemente, ma quella è un'altra storia. Quindi sono qui che sto studiando dai miei stessi video che ho realizzato sul mio repertorio d'apertura. E niente, cerchiamo di non fare magre figure, sarà comunque una partita blitz, però almeno, insomma, cercare di uscire bene alle prime mosse non fa mai male. Ragazzi, sono in partenza in direzione Vigevano, dove c'è Gianluca Melino che è organizzato insieme al circolo di Vigevano, un circolo che fa tra l'altro iniziative veramente lodevoli. Questo evento, questo torneo, e all'interno di questo torneo avrò la possibilità di giocare una partita amichevole con Re Enigma. Che cosa mi aspetto? Allora, innanzitutto non so ancora la cadenza della partita, sarà una blitz 3+2, 5 minuti secchi, 5+5, questo non lo so, e spero che Ray mi lasci il bianco, visto che è molto più forte di me. Se dovesse giocare lui col bianco, io mi sono preparato un anticolle, niente male, perché lui gioca sempre il sistema colle, quindi niente, ancora un'oretta di auto, fa un caldo boia e ci aggiorniamo dopo. Arrivo così in piazza Ducale a Vigevano e lì si sta tenendo un torneo importantissimo internazionale Under 20, giocatori fortissimi, tantissimi partecipanti, ed è bellissimo vedere così tanti giovani che giocano a scacchi, e contemporaneamente lì si sarebbe svolta poi una serie di sfide con Re Enigma. Ovviamente, non conoscendo bene il posto, mi sono fiondato dove il navigatore mi ha detto di fiondarmi e leggo zona ZTL. Quando ormai l'ho letto era troppo tardi, quindi mi aspetto che mi arriverà una bellissima multa. Infatti era strano che c'erano un sacco di parcheggi liberi ed eri praticamente in centro, in pieno centro. Arrivato in piazza Ducale, qui stanno sistemando perché stasera faranno una partita di scacchi viventi e l'hanno organizzata veramente in bene. C'era anche questa sfida ieri di scacchi pugilato. Insomma, l'hanno organizzata veramente bene. Guardate la piazza di Vigevano, che è veramente bellissima, grandissima. Arriva così Re Enigma, affiancato dal maestro internazionale femminile Tea Gueci, che avrebbe commentato le partite che si sarebbero giocati contro Re Enigma. Inutile dirvi che Ray inizia a farsi una passeggiata all'interno del torneo di scacchi affiancato da Gianluca, l'organizzatore di tutto questo, e tutti i volti, tutta la gente che si gira, perché comunque fa specie vedere uno insomma travestito in questo modo, e non lo so, sembra qualcosa veramente di non umano. La location è da 10 lode. Mentre attendiamo che Re Enigma esca al di fuori della sua passeggiata per farsi vedere dai giocatori del torneo, incontro un ragazzo che segue Mattoscacco e gli faccio 2 domande sul perché si trovava lì.
Mi hanno mandato una locandina sul circolo degli scacchi di Pavia e sono venuto a vedere Re Enigma. Giochi contro lui oggi? Sì, proviamo, dai. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Finalmente inizia la sfida contro Re Enigma. Scopro che la tempistica sarà un 3+0 secchi, sarà una ultra blitz. Tra l'altro mi trovo molto bene con questa cadenza, ci gioco spesso online. Un conto però è giocare col mouse, un conto è muovere i pezzi, è tutt'altra cosa. Devo dirti che non avevo minimamente la tensione. Un po' perché non vedevo in faccia il mio avversario e ragazzi, non dare un volto al vostro avversario per me è stato un grande pro, cioè veramente ero tranquillissimo, era come giocare col mio cane a scacchi. Un po' perché lì conoscevo tutti, ho fatto un sacco di tornei a Vigevano, conosco bene l'organizzatore, conosco Tea che avrebbe commentato la partita. Ecco, tra l'altro fateci caso, questo per farvi capire quanto ero rilassato, è che durante la partita c'era appunto il maestro internazionale femminile Tea Gueci che commentava ad alta voce le mosse mie e di Ray. E se ci fate caso durante la partita mi vedete sorridere tante volte perché con uno sguardo guardavo la scacchiera, con l'altro ascoltavano quello che dicevano, talvolta dicevano anche delle cavolate per farci un po' sorridere tutti e insomma è stato interessante. Quindi la partita va in totale scioltezza e adesso ve la faccio godere e poi dopo la analizziamo insieme.
E dite tutti insieme no. No. E ha lasciato un cavallo. Magia, magia. Non c'era lì. Non c'era. Volevo un attimino commentare la partita, che ripeto è stata una partita 3 minuti più 3 minuti, che non è che è stato questo grande partitone, però l'ho messa appunto su chess.com e ha dato una precisione dell'82.1 per me e dell'88,5 per Ray. Andiamo a vedere, allora così ti dico anche i pensieri che facevo nel frattempo che giocavo, capirai che grandi pensieri. Qui gioco C4, lui mi gioca a 6, probabilmente per iniziare a preparare la cattura e sostenere B5, e sulla cattura gioco A4. Potevo giocare subito alfiere G2, ma a me piace molto cercare di evitare questa spinta. Gioca C5, qui gioca cavallo C3, al motore piaceva più cavallo D2 per prendersi questo, forse anche cavallo 3 credo che era più o meno simile. Però a seguito di questo punto ho arrivato il cambio delle donne, ed è vero che ora il mio avversario ha un pedone in più, perché c'è il pedone della colonna C che io non ho più, ma è anche vero che quel pedone prima o poi lo riprenderò, almeno questo è quello che mi sono detto all'interno della mia mente. È da notare come un giocatore forte come Ray, che ricordiamo essere almeno messo internazionale, come gli è piaciuto entrare in un finale, sapendo che mi avrebbe distrutto. E ero certo che se fossimo andati veramente in un finale di torri o di pochi pezzi, non ci sarebbe stata alcuna chance per me. Cavallo F6, alfiere G2, il mio obiettivo era quello di resistere almeno 30 mosse, alfiere in C5 e cavallo in C2. Arrocco corto, alfiere A3, gioco alfiere A3 per cercare di portare in gioco il mio alfiere ed eventualmente dopo il cambio il mio cavallo per catturare il pedone. Lui decide di ritirare l'alfiere e a questo punto arrocco tranquillamente. Cavallo C6. Bene, a questo punto della partita devo capire bene come giocare. Al motore piaceva la mossa cavallo 3 per catturare questo pedone, ma credo che su cavallo 3 mi avrebbe catturato all'istante facendomi andare la torre in A3. Nella mia visione questa cosa non mi sarebbe strapiaciuta. Oddio, forse senza l'alfiere buono, sì, forse non me l'avrebbe mai dato l'alfiere buono. Ok, ora a vederla ora credo non me l'avrebbe mai dato, ma questa cosa qui era quello che mi ero immaginato io nella mia mente, che poi questa torre avrebbe fatto un po' di numeri per andarsene, capito? Non avrei mai voluto giocare, credo, B3, ma avrei voluto cercare di catturare questo pedone, come, non si sa, non so, torre C1, togli il cavallo, e poi per riportare in gioco questa torre ci sarebbero volute un po' di manovre, quindi per questo non ho giocato cavallo 3, l'avevo vista ma non l'ho giocata. Decido di prendere il controllo della colonna D, arriva torre B8 per togliersi da queste minacce.
velate, e alfiere B6 per impedirgli qualsiasi spinta e cercare di tenerlo compresso e ovviamente controllare anche la colonna D. Qui mi sentivo confortevole, tra l'altro c'erano anche i commenti di Tea Gueci che diceva io qui preferirei essere il bianco che non solo sta un pochino meglio nella posizione ma anche più tempo, quindi qui mi sono sentito un dio, mi sono sentito veramente un dio e tra l'altro io con un occhio veramente, con un orecchio giocavo e con l'altro ascoltavo i commenti. Alfiere di 7, cavallo E3 per prendermi finalmente il mio pedone di meno. Qui ovviamente ci sono attacchi a raggi X sul mio cavallo, faccio così velocemente due calcoli, vedo che non ci sono scoperte mortali, quindi catturo quel pedone e cavallo in B4. Ora decido di togliere il cavallo, stavo vedendo cavallo D6 o cavallo in E5, e E5 mi piace un pochettino di più, e lui ritira alfiere in E8. Anche qui mi sento di avere una situazione confortevole, e niente, vedendo che bene o male i miei pezzi stanno bene dove stanno, l'alfiere sta bene qui, questo sta bene qui, questo sta bene qui, questo al momento è sospeso ma sta bene lì, decido di migliorare anche l'altra mia torre. Lui gioca una ritirata come cavallo C6, ovviamente non è solo una ritirata ma è anche un attacco sul mio cavallo. Ragazzi, vi giuro che lì, cioè proprio non l'ho vista. Sarà che stavano giocando a poco tempo, sarà che il re enigma e sarà il nome tutto un dire che ti ipnotizza. Qui che cosa gioco? Pedone A5, ma proprio non l'ho vista, cioè si vede dal video che io guardo in questo lato della scacchiera, proprio non ho minimamente visto questo, quindi lascio un pezzo totalmente gratis in presa. Questo mi ha fatto un po' rabbia a posteriori, perché non è che dici hai ricevuto un colpo tattico mortale, complimenti al tuo avversario, qui cioè, sei imbecille tu, cioè ti dai dell'imbecille da solo. E vabbè, niente, qui la partita era già andata, però continuo a giocare perché in una blitz 3 minuti secchi magari puoi anche sperare di vincere per il tempo. Quindi da qui in poi un pochettino tutti e due abbiamo accelerato i tempi. Lui perché era in vantaggio di materiale, quindi va benissimo per lui accelerare. Io cercando appunto di giocare sul tempo. Attacco la torre. Qui tra l'altro avevo alfiere B7 come controgioco. Bisogna capire poi se quell'alfiere riusciva a tornare a casa. Alfiere in D4, alfiere in B6, mi attacca l'alfiere. Qui ho fatto 200.000 mosse d'alfiere. Da notare le ultime mie mosse d'alfiere, alfiere D4, alfiere B6, alfiere 3, alfiere B6. Qui c'era l'attacco su questo pedone, forse B3 avrei dovuto giocare, non lo so. H4, decide di tenermi in vita l'alfiere, ancora per poco perché ovviamente adesso non ha più sostegno, cattura, e ora cavallo in E4. Qui so che dovrei cercare di evitare il cambio dei pezzi, però d'altronde se non tolgo il cavallo le torri non giocheranno mai. Qui riporto il cavallo indietro, ancora una volta c'è una possibilità di cambiare i pezzi. Mi attacca questo cavallo, alfiere per C6, torre per C6 e torre in C2. Questo cavallo mi dà veramente molto fastidio. E ora ci sono tante idee, ci può giocare B5, B4 e insomma buonanotte alla torre. Vedo un controgioco sulla settima traversa, attaccando sia D7, sia B7 che E7. Toglie l'alfiere, catturo e qui c'è il mondo, qui mi attacca un po' di cose e possibilità appunto poi di catturarmi. Insomma, qui la partita era già finita, però come vi dicevo prima ho provato a giocare fino alla fine. E qui vedo un piccolo controgioco anche qui sempre in settima traversa, ma dopo cavallo D6 non solo difende la settima traversa ma attacca anche la mia torre che va in A7 e in realtà dopo alfiere D4 questa torre non ha più vie di fuga, sia qui che qui verrebbe catturata da tutti i pezzi. A dire il vero neanche me ne accorgo qui, ho detto non lo so che cosa mi è venuto in mente lì per lì, neanche vedo questa mossa, confusione totale, perciò minaccio il solfiere e che si prende la torre gratis. Lì per lì non vedo neanche la possibilità di ricatturarlo, totalmente
ve lo giuro, avete presente un pugile stordito, pugno dopo pugno, che a un certo punto non sa neanche più come si chiama? Qui gioco addirittura cavallo 2, infatti c'era un ragazzino inquadrato che era lì sconcertato, diceva ma perché non gliel'ha catturato? Non si sa, e niente, qui finisce la partita, finisce per tempo, Ray aveva una decina di secondi in più di me, ma ovviamente posizione ultra schiacciante. È stata comunque un'esperienza, secondo me, interessante, bella. Sarebbe piaciuto giocare un po' come persona normale, ma non ci sono riuscito. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima qui su Matoscacco. Ciao!